Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti da Comandante Veneziano, Vari The Sims 4, torniamo a Lure. Come eravamo presi qua i bisogni, siamo... Ok. Perfetto. Lavoro, non dobbiamo andare al lavoro. Vinci 2 partite a scacchi. Aspetta un attimo, se posso comprare una sì, c'è da 7, che cazzo compro? Una merda. Ok, si è alzata il puttanone. Il puttanone, ripulisci. Ripulisci. Cucina. Ok. Insalata. Chiedi un appuntamento? No. Sensazione di flirt. Siamo sposati. Siamo sposati. Ok. Vai, vai, vai. Dato il come ancora dorme. Ragazzi, Danielone è veramente una figa, Guardatela, ragazzi, guardate tutto il suo splendore, ma... Mamma, guardate, cioè, raga, zoomiamo, please. Ciao. Il come ha scelto bene, ha 2 boff, ciao. Il come sta vaneggiando, ufficiale. Ok, Vishika. Fai un test di gravidanza, bello. Babla! Watuni! Oh, John. Vabbè, sto dormendo, non per il cazzo. Mamma mia, l'Alberghini, quanto me la godo. In dolce attesa. È in dolce attesa, ok. Perfetto, igiene. Come fare doccia fredda? Oh, doccia sensuale. E qua c'è veneziano. Veneziano. Ripulisci. Cucina. Maccheroni e formaggio. E si gode. Ok. Bravo Cuba. Guardatela, guardatela che mona. Allora, lei adesso è a posto. Ora adesso mettiamo pausa un attimo, cerchiamo di capire. Comicità 2, forma fisica 5, ok. Relazioni sono queste. Sgradita Daniela, chiaramente. Adesso vediamo un attimo cosa possiamo far fare il puttanone. Allora lei come lavoro ha... Raggiunge il livello 2 di programmazione, ok. Già, sta nella programmazione, perfetto. Dopo deve fare la Vishika. Perfetto. Molto bene. Prova vari cambi aspetto, attira carica. Vediamo se qua mi migliora il carisma. No? Ah, ok, perfetto. Andiamo un po' avanti, così cerchiamo un po' di imparare anche con i 2 personaggini. Che freschezza. Molto fiducioso. Dai, andiamo su ragazzi, andiamo su con le abilità. Devo comprare anche una palestrina qua con pochi soldi, però ci siamo in 2, quindi... Come fiducioso. Flirtante ancora l'Alberghini che me la godo. Anche l'Alberghini livello 2. Programmazione livello 3 siamo addirittura, allora. L'avevo già fatto, allora forse sono rincoglionito ufficiale. Livello 8 carisma. Altre scelte, romantic, fai fichi fichi. Ok.
Romantico. Fai fichi fichi. Perfetto. Bravi ragazzi. Quante scelte, romantico. Fai fichi fichi. Bravi, bravissimi. Ok. Com'è? Romantico, coccola c'è. Accarezza guancia. Romantico. Esprimi affetto, va bene. Il come è a posto. Dopo il puttanone. Vescica. Usa. E fame. Cucina. Ok. Ok, vescicozza. Mangia. Si ingrasserà anche la nostra Daniela. Il cume deve lavarsi. Fai la doccia. Danielotta, Danielotta. Ok, siamo a domenica. Adesso che possiamo fare? Che possiamo fare? Sale il livello di carisma. Allora, esercitati nei discorsi. Come asciuga. Ripulisci. Devo abituarmi con il doppio personaggio. 8 cucine, ragazzi. Livello superiore, il Kuma domina. Faccia qualcuno. Ci vediamo sto bimbetto. Ripulisci. No, cosa mi sbaglio sempre, ripulisci. Vescica. E nanna. Perfetto. Ok, sovrasso anche lei. Perfetto. Allora, cucina. Facciamo formaggio grigliato. Qua deve mangiare per 2 la ragazza, Livello 2 cucina. E poi va nanna anche la Danielotta. Brava. E vai nanna. Ragazzi, porca trota, si sta ingolfando la ragazza, La ragazza si sta ingolfando. Allora, invita a entrare. Io posso fare una cosa opzioni. Autonomia no. Allora, disattivando l'autonomia per il membro della familiare selezionato mentre gli altri si muovono liberamente, la autonomia attiva. Autonomia. Facciamo sì. Totale. Ah, ok, disattiva l'autonomia per... Adesso ho capito, ok, disattiva l'autonomia per il sim selezionato, ok. Applica modifiche, adesso lei si fa i stracazzi suoi. Ora vediamo se io seleziono il cume e vediamo cosa fa. Ok, quindi lei... addormentata, va bene. Il come sta lavorando sodo. Quindi vediamo che così io voglio comunque comandare più il... Ok, allora, tanto paghiamo le bollette. Paga le bollette. Bravo. Mangia il tramezzino.
Vediamo cosa fa lei, ok. Senso di nausea. Ah, ok, cibo variato ho mangiato, perfetto. Vedi, lui invece non... Ok, fa una conversazione adesso. Ecco, appunto. Ripara. Mi raccomando, Kuma, sta attento. Guarda che pancia che ha lei. Lasciamo che Daniela si fa un po' i cazzacci suoi. Ok. Lasciamoli amoreggiare un po', perfetto. Ok, Danielotta beve qualcosa. Daniela si stava un po' ingolfando, ragazzi, ufficiale. Terzo trimestre. Dà un colpo all'anca a qualcuno. Molto a disagio, vai a nanna, dai, dormi. Ok, non può capire sta cosa del libero arbitrio, perché io voglio, mentre io ho il sim che fa quello che dico io, l'altro deve, come si dice, fare quello che vuole, ok? Quindi, se come ho fatto, ragazzi, mandate un messaggio se ho fatto giusto a selezionare quelle opzioni, perché io voglio, ecco, io seleziono il Comenda, la panzerotta qua all'Alberghini deve fare quello che vuole, e viceversa, quando seleziono l'Alberghini, Veneziano deve fare quello che vuole. Ok. Stiamo un po' su Danielotta. Butta via tutto. Qualità eccellente. Dopo lasciamola che si deve divertirsi. Gioca una partita. Sim per sempre. Ok, ragazzi. Adesso noi stiamo su Veneziano. Allora, fai la doccia. Dopo mangia qualcosa. Vai, l'insalatina. E dopo guardo un canale sportivo. Qua con le relazioni come siamo messi? Cazzo, sto perdendo le amicizie, porca troia. Non è facile mantenere le amicizie, eh? Non è per niente facile. Ok, Daniela si riposa, tanto sto facendo quello che voglio, ok. Avviscica, usa e ripulisci. Buono. Lavati le mani. Ormai siamo vicini al figlio, ragazzi. Nel prossimo video ci vediamo il figlio. Proviamo a chiamare qualcuno. Chiacchiera con Don. Ok. Dove va? Va al lavoro. Corri dei rischi. Prenditela comoda. Lavoro sodo. Ok. Quindi adesso lui fa quello che vuole perché ho selezionato l'altra. Ok. Sì, ho fatto giusto. Buono, ragazzi. Saluto del Comendone veneziano. Nel prossimo video, ragazzi, arriverà il figlio del Comendone. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Commenda veneziano. Commenda veneziano. Lo youtubers italiano. Commenda veneziano. Commenda veneziano. Commenda veneziano. Lo youtubers italiano.